Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Lo stupro alla Villa Bellini di Catania, chiesta condanna a 10 anni per il giovane egiziano che insieme al branco avrebbe abusato di una tredicenne nei bagni pubblici. Grazie alle piogge si alza il livello della diga Anci per sollievo del presidente Schifani che ha sorvolato gli invasi dell'isola. A Enna nuova manifestazione del comitato Senz'acqua. Doppio sconto contro il caro voli con l'intervento della Regione, i biglietti saranno ridotti del 50% per gli scali di tutta Italia. Udienza privata di Papa Francesco con i vescovi della Sicilia orientale e dei docenti dello studio teologico San Paolo di Catania. L'esortazione del Santo Padre: non spegniamo la speranza dei migranti. Liti continue tra fratelli dietro l'omicidio di Ignazio Polizzi a Caltanissette. Il suo avvocato potrebbe chiedere la perizia psichiatrica. Nuove regole per le case vacanza, stretta su key box e accoglienza automatizzata. A Palermo dopo le feste partiranno i controlli. Calcio, dopo la vittoria contro lo Spezia, il Palermo cerca il bis domani a Carrara. In C, domenica trasferta a Taranto per il Catania. I rossazzurri puntano a ritrovare la vittoria lontano dal Massimino. Dieci anni di carcere, questa la richiesta avanzata dalla Procura dei minori di Catania nei confronti del giovane egiziano accusato di essere un componente del branco che ha stuprato una tredicenne alla Villa Bellini. Orazio Longo. Nella requisitoria il PM hanno esaminato il quadro accusatorio nei confronti del giovanissimo egiziano, accusato di essere uno dei componenti del branco che ha stuprato una ragazzina tredicenne nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania. Il quadro è composto dalle testimonianze delle vittime, sia della ragazzina violentata che del fidanzatino, immobilizzato e picchiato, che non ha potuto difenderla. I due sono stati sentiti con il filtro dell'incidente probatorio. Dalla prova scientifica del DNA, il profilo genetico trovato è riferibile all'altro minorenne coinvolto che sta invece affrontando il rito abbreviato. E dai riscontri investigativi anche sui social. La violenza sessuale è avvenuta il 30 gennaio scorso. Secondo le notizie rese note dagli inquirenti, la vittima e il fidanzato sarebbero stati importunati appena fuori dai bagni del giardino da 7 ragazzi di origine egiziana. Dopo la reazione dei 2 fidanzati, i 7 li avrebbero fatti entrare nei bagni con la forza. 2 di loro minorenni, mentre gli altri tenevano fermo il fidanzato, avrebbero abusato più volte della tredicenne che a un certo punto ha trovato la forza di divincolarsi e fuggire raggiungendo via Etnea. Lì è stata soccorsa da alcuni passanti. Sulla vicenda era intervenuta anche la Premier Giorgia Meloni, che aveva espresso solidarietà. Ora la Procura dei minori ha chiesto di condannare l'imputato a 10 anni di carcere. Il difensore ha chiesto invece al tribunale di assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto. Il processo è stato aggiornato al prossimo 16 dicembre, data in cui i giudici minorili dovrebbero ritirarsi in Camera di Consiglio per emettere la sentenza. Stamane il presidente Schifani ha sorvolato le dighe siciliane dove negli ultimi giorni è salito per le piogge il livello dell'acqua, ma a Enna abitanti di nuovo in piazza per protestare insieme al comitato Senz'acqua. Maglio Viola. Le piogge degli ultimi giorni hanno avuto un impatto positivo, ma la crisi idrica in Sicilia resta estremamente severa. A beneficiare di queste piogge è stato soprattutto l'invaso dell'Ancipa, secondo quanto verificato durante un sorvolo dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Salvo Cocina. Fra gli invasi monitorati, oltre la diga Ancipa, anche la diga Gammauta, il lago di Piana degli Albanesi e le dighe Castello, Prizzi, Leone, Rosamarina, Poma e Scanzano. Ma il miglioramento non è sufficiente e a dimostrarlo ci sono le proteste. Circa 300 persone si sono presentate questo pomeriggio in piazza Garibaldi davanti alla sede della prefettura per partecipare alla manifestazione organizzata dal comitato Senz'acqua Enna per denunciare la gestione dell'emergenza idrica che continua a stringere in una morsa la città. I manifestanti contestano la poca chiarezza sull'approvvigionamento idrico dopo il distacco dell'Ancipa della città e del comprensorio ennese, le bollette idriche esose e chiedono che l'acqua torni a gestori pubblici togliendola ai privati. Mentre a Enna si protestava, invece il presidente della regione Schifani completava i suoi sorvoli e i sopralluoghi e poi visitava il centro operativo regionale della protezione civile a San Giovanni La Punta. La grande e moderna struttura dotata di isolatori antisismici è stata attivata gradualmente da un paio di anni ed è il fiore all'occhiello dell'organizzazione siciliana in questo ambito. Con Schifani, oltre a Cocina, anche il sindaco del centro etneo Nino Bellia e il comandante regionale dei Vigili del Fuoco Agatino Carrolo.
Si raddoppia l'intervento della Regione che porta al 50% lo sconto sui biglietti dei voli per gli scali di tutta Italia. Ecco come ottenerli. Desiree Ferlito. Aumenta dal 25 al 50% lo sconto sui biglietti aerei per tutti i siciliani che viaggiano dai nostri aeroporti verso gli scali di tutta Italia nel periodo natalizio. È lo scacco matto del presidente della regione Schifani contro il caro voli, con tariffe che continuano a crescere sempre più con l'avvicinarsi delle feste. La piattaforma è già attiva sul sito della regione siciliana. Ecco come richiedere lo sconto. Basta accedere al sito, cliccare sul link in evidenza, entrare sulla piattaforma con la propria SPID o CE, inserire i dati anagrafici, quelli del volo, costo, tratta e numero, codice IBAN dove accreditare il rimborso. Inoltre vanno allegati biglietto e carta d'imbarco. Sui siti delle compagnie aeree che hanno sottoscritto la convenzione con la regione, come ITA, è possibile richiedere lo sconto al momento dell'acquisto, mentre per le altre compagnie si può richiedere rimborso dopo il viaggio entro 30 giorni dalla data di partenza. La novità principale riguarda l'estensione del beneficio anche a chi è nato in Sicilia, Marisi ed altrove. La riduzione si applica a prescindere dal prezzo. È stata infatti eliminata la soglia massima di sconto per ogni tratta. Si tratta dell'ampliamento di un provvedimento già varato lo scorso anno e che in 12 mesi ha riguardato tanti siciliani. Sono oltre 1 milione i biglietti che hanno usufruito dello sconto del 25% o di analogo rimborso, con picchi del 50% solo in alcune categorie. Ora il 50% è per tutti e senza limiti. Udienza privata di Papa Francesco con i vescovi della Sicilia orientale e gli studenti dello studio teologico San Paolo di Catania. Per noi oggi a Roma c'era Adelaide Barbagallo. È stato un incontro molto cordiale, quello che Papa Francesco ha riservato ai docenti, agli studenti, ai seminaristi dello studio teologico San Paolo di Catania che ha ricevuto in udienza privata. Ha ricordato come tanti laici frequentino anche questo istituto e quante siano le donne aumentate nel tempo. Papa Francesco ha esortato tutti a vivere il territorio purtroppo segnato, ha detto, da mafia, criminalità e speculazione che impoveriscono il territorio. Ha ricordato le martiri Agata e Lucia, così come Rosario Livatino e Don Pino Puglisi, e poi ha detto ancora: speriamo che i giovani che studiano fuori possano ritornare nel proprio territorio, nelle proprie città. Ma sentiamo l'arcivescovo Luigi Renna, che era assieme ad altri vescovi della Sicilia orientale in questa udienza privata con Papa Francesco. Sentiamo le sue parole. Il Papa vuole richiamare la nostra attenzione sulle persone verso le quali dobbiamo avere una maggiore responsabilità. Anzitutto richiama il senso di un'alleanza sociale per superare la denatalità e la speranza di cui abbiamo bisogno per crescere come famiglie, come paese. E poi ci sono tante categorie: i poveri, i giovani che vivono tante solitudini, così come gli anziani, e poi i migranti e i profughi. Il Papa richiama costantemente l'attenzione su queste categorie di persone, alle quali forse noi ci siamo abituati, alle quali forse alcuni cristiani pensano di dover guardare con sufficienza. Invece il Magistero del Papa ci ricorda che non possiamo assolutamente optare per altre scelte che siano quelle della pace e optare per altre scelte che sono quelle di un'accoglienza, certamente nella legalità, ma vera accoglienza dei migranti. E da queste parole di speranza passiamo purtroppo alla cronaca. Continue liti tra fratelli dietro l'omicidio di Ignazio Polizzi a Caltanissetta. Increduli i vicini di casa. Rita Cinardi. Sono increduli i vicini di casa di Angelo Polizzi, il 64enne nisseno accusato di aver ucciso il fratello maggiore Ignazio sbattendogli la testa sul pavimento più volte fino a lasciarlo senza vita. Per tutti Angelo era un brav'uomo, incapace di fare del male a qualcuno. Era lui che andava a fare gli acquisti e si intratteneva con il vicinato, mentre la vittima, Ignazio, viene descritta come più riservata e sicuramente meno affabile. Non so niente di altro, so che era un ragazzo, una persona buona, brava, era bravissimo. Gentile con tutti, si prestava sempre ad aiutare tutti, cercava di fare il possibile
per tutta la comunità. Tra i due litigi sarebbero stati continui, discussioni anche per motivi futili, secondo quanto accertato dalla squadra mobile di Caltanissetta che conduce le indagini, e tra le questioni al centro delle liti ci sarebbero state anche quelle di natura economica. Intanto Angelo Polizzi, che dopo l'arresto è stato condotto al carcere Malaspina, questa mattina alla presenza del suo avvocato Fabrizio Fiorenza è stato interrogato. Avrebbe continuato a dare versioni confuse e contrastanti e il suo legale è intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica perché avrebbe mostrato un atteggiamento di totale distacco dalla realtà. Angelo Polizzi continua a sostenere di non aver compiuto quell'omicidio e che il fratello sarebbe caduto da solo procurandosi la ferita alla testa. Per lui resta l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo familiare. Pesa sul 64enne anche la presenza in casa di un secchio, una spugna intrisi di sangue che secondo gli investigatori avrebbe utilizzato per nascondere l'omicidio. Ignazio Polizzi aveva una vasta ferita alla testa e il sangue sparso dappertutto, così come i risultati dell'autopsia non lascerebbero spazio ai dubbi. I traumi sul corpo sono frutto di una violenta aggressione. Anche il comune di Palermo si schiera contro le cosiddette key box e i controlli da remoto per le case vacanza. Da gennaio aumenteranno i controlli. Marco Gullà. No al self check-in attraverso keybox e pulsantiere automatizzate. La direttiva del Viminale mette in guardia gestori di B&B e case vacanza. La decisione investirà a macchia di leopardo il turismo italiano e quindi anche in Sicilia. L'amministrazione comunale di Palermo intanto lavora proprio per serrare i controlli in vista del nuovo anno. C'è una stretta per quanto riguarda soprattutto i controlli della sicurezza. Lo verificheremo nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Penso che tutto sarà introdotto dopo le festività natalizie. Già dalla prossima settimana l'assessore al turismo Alessandro Ranello farà partire la comunicazione ufficiale nella quale verrà ribadito l'obbligo per gli host di effettuare i check-in in presenza. Nella comunicazione dell'assessorato si farà presente anche l'obbligo per i locatori di possedere nelle abitazioni in affitto gli estintori e i rilevatori di monossido di carbonio. Chi affitta dovrà anche affiggere sulla facciata dei palazzi la targa con il codice identificativo nazionale, il CIN, obbligatorio per tutte le strutture che offrono alloggi turistici a breve termine. L'orientamento dell'amministrazione comunale è comunque quello di aumentare i controlli, ma nessuna stretta formale alle licenze. Il punto fondamentale è evitare automatismi eccessivi che possano in qualche caso ridurre la garanzia e la tranquillità della verifica. Insomma, il paradigma deve essere il rispetto delle regole. A Catania oggi il tradizionale scambio di auguri di Natale tra il prefetto Librizzi e i baby sindaci. Eva Spampinato. Una tradizione che si rinnova ogni anno e che riempie di gioia, sorrisi e calore il salone delle feste del Palazzo della Prefettura di Catania. Tra canti, addobbi e il presepe artigianale, quest'anno realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Statale Lazzaro di Catania. È una tradizione di questa prefettura che l'albero di Natale viene addobbato dai baby sindaci e dai ragazzi delle scuole. È un modo per avvicinare le istituzioni ai ragazzi e i ragazzi alle istituzioni, ma soprattutto questi ragazzi che vestono la fascia tricolore sono esempio di un impegno già da piccolini. E loro, delegazioni degli istituti scolastici di Catania, Calatabbiano, Camporotondo, Mascalucia, Motta Sant'Anastasia, Pedimonte-Etneo, San Pietro Calarenza, sembrano già sulla buona strada. A 13 anni cosa ti aspetti dalle istituzioni? Maggiormente magari i diritti per le donne soprattutto, che al giorno d'oggi sono comunque ancora minori rispetto a quelli degli uomini. Il Natale di quest'anno sarà molto particolare perché proprio la sera della vigilia, il 24 dicembre, il Papa aprirà l'anno del Giubileo, un anno di grazia che Monsignor Barbaro Scionti invita a vivere con fede e speranza, ma anche con un altro elemento importantissimo da trasmettere ai giovani. La libertà è un'esperienza fondamentale per la nostra vita umana e naturalmente spesso viene intesa come fare ciò che si vuole e quando si vuole. In realtà la libertà è quella soprattutto interiore che ci permette di presentarci al mondo e agli altri per quello che siamo, per quello che crediamo. Catania a lutto, ma non solo Catania, per la scomparsa di Enzo Trantino, avvocato e punto di riferimento della destra. Domani in cattedrale i funerali. Tonino De Mano.
Dalla politica all'avvocatura, Catania è a lutto per la scomparsa del principe Enzo Trantino, figura di spicco che ha dedicato la sua vita alla professione legale e al servizio della collettività, distinguendosi per serietà e dedizione. Un uomo di destra rispettato anche a sinistra. Nella camera ardente allestita nello studio legale che s'affaccia su via 20 settembre, angolo Piazza Trento, è un via vai di avvocati, di politici, di amministratori e di tanta gente comune. Tutti a salutare Enzo e ad abbracciare idealmente i più stretti familiari, con Enrico, Tiziana, Maria Novella e Fabio in prima fila, instancabili, con occhi lucidi, strette di mano e parole di conforto che cercano di lenire un dolore profondo. È toccante la lettera del figlio Enrico, primo cittadino di Catania ed ultimo a staccarsi dall'amato padre. Trantino si affida ai social per raccontare in poche righe piene di gratitudine e amore il rapporto speciale che aveva con il papà. Sei stata una quercia, considero un privilegio aver mantenuto lo status di figlio per 61 anni, ma non mi considero così forte da lasciarti andare come se fosse tutto normale. Sei stato così protagonista del mio presente da avvertire smarrimento nel parlarti voltandomi indietro verso il passato. Con Nuna abbiamo imparato che la famiglia è riparo dalle intemperie e che il sacrificio costituisce il costo minimo per realizzare quel che desideri. E mentre vedo i tuoi nipoti vegliare su di te, capisco che ci saranno immensi vuoti da colmare, ma ti garantiamo che sapremo unire i lembi lacerati per ricominciare come avresti desiderato. Tu adesso riposati, conclude Enrico, qui ci pensiamo noi. I funerali di Enzo Trantino si terranno domani alle 10 in cattedrale. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo dopo con altre notizie. Dopo il sopralluogo da parte del Ministero della Difesa che aveva riscontrato gravi situazioni di pericolo, il Comune di Catania ha interdetto l'area del Sacrario dei Caduti all'interno della chiesa di San Niccolò l'Arena a Catania. Il provvedimento d'urgenza si è reso necessario per le condizioni di pericolo in cui versa l'area dove riposano i caduti di tutte le guerre. Secondo le verifiche, i primi interventi ad essere effettuati riguarderanno l'impianto elettrico e la posa delle lapidi accatastate per terra in chiesa. Grande partecipazione a Paternò per le celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona della città. 3 giorni di devozione e tradizione, la chiusura ieri con il solenne pontificale presieduto da Monsignor Luigi Renna. Desiree Ferlito. Anche quest'anno grandissima partecipazione a Paternò per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, la sua amata patrona, un'occasione per riscoprire il legame profondo con la fede e le tradizioni che caratterizzano la città. 3 giorni di devozione, culminati con il solenne pontificale presieduto da Monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania. Alla fine delle celebrazioni il sindaco Naso ha invocato la protezione della santa sulla città di Paternò. Emozionante l'uscita del busto reliquiario dalla chiesa, che ha poi attraversato le vie della città con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Il 4 dicembre, giorno del martirio, rappresenta ogni anno l'apice della festa. Trionfale l'ingresso del Fercolo in piazza Vittorio Veneto, seguito da un grandioso spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Paternò. La figura di Santa Barbara continua a ispirare la fede e la devozione di coloro che la invocano come protettrice e guida spirituale, e i cittadini di Paternò mostrano da sempre un fortissimo legame con la loro patrona. C'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva perché è vigilia di match per il Palermo che domani farà visita alla Carrarese, mentre il Catania si prepara ad affrontare la trasferta di Taranto. Tra poco. Siamo al calcio, vigilia di match per il Palermo che domani farà visita alla Carrarese. Dionisi chiede il bis dopo la vittoria di domenica scorsa sullo Spezia. Marco Gullà. Il Palermo ha un difetto di fabbrica, quello di essere discontinuo, un problema atavico perché anche nelle 2 passate stagioni di Serie B i rosanero non hanno mai conseguito un filotto di vittorie. Dopo il successo di domenica scorsa contro lo Spezia, il Palermo si prepara al match di domani a Carrara contro la Carrarese. Un secondo successo potrebbe permettere alla formazione di Dionisi di fare quello che in questa stagione non ha ancora fatto, vincere 2 gare di fila. Il risultato non è dato da sapere, noi possiamo cercare solo di dar continuità alle prestazioni facendo il massimo, e se faremo il massimo sicuramente avremo molte più possibilità di ottenere il risultato che vogliamo, però
anche solo continuare a parlarne, non mi riferisco alla tua domanda, ma io che lo dico capisco che posso diventare fastidioso o comunque ripetitivo se poi non lo dimostriamo, quindi mi sento di dire è arrivato il momento di dimostrarlo. Il match di domani contro la Carrarese, formazione insidiosa, soprattutto in casa, rappresenta un nuovo bivio per la compagine siciliana. Dionisi pensa agli stessi 11 che hanno battuto lo Spezia, in avanti ancora Henry con Insigne e Di Francesco. Ranocchia ormai gioca da playmaker con Segre e Verre. Gomez va verso una nuova panchina nonostante l'ottimo spezzone di gara di domenica scorsa. Il Catania si prepara ad affrontare la trasferta di Taranto, prevendita bloccata in attesa della concessione dell'autorizzazione. Potrebbe aprire solo la tribuna centrale. Toscano sta studiando la soluzione per sostituire lo squalificato Anastasio. Francesco Triolo. L'assenza dei tifosi del Catania è già messa in conto, ma domenica allo Iacovone potrebbero mancare anche i sostenitori di casa. Ad annunciarlo è stato lo stesso Taranto attraverso un comunicato ufficiale con il quale ha sottolineato che è una decisione della Commissione di Vigilanza Provinciale finché la società non avrà ottenuto l'autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza Comunale. L'esame dell'autorizzazione potrebbe avvenire nella giornata di oggi, ma intanto è stata sospesa la vendita dei tagliandi. L'ultima ipotesi ancora da ufficializzare è quella che potrebbe essere aperta solo la tribuna A centrale, con la possibilità di mettere in vendita appena 3.000 biglietti. Per quel che riguarda il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri invece è il terzo stop di fila dopo Crotone ed Avellino. Aspetti esterni al campo che interessano poco però Mimmo Toscano e la squadra, il tecnico, sta verificando le condizioni di Lunetta che ormai dovrebbe essere sulla strada del completo recupero. Il nodo principale per il tecnico rossazzurro è quello della sostituzione dello squalificato Anastasio. Toscano potrebbe sostituirlo con Ierardi o con Quaini, mentre a centrocampo torna Guglielmotti con la possibilità di vedere Raimo a sinistra. In attacco l'allenatore teneva più certezze, quelle legate all'impiego di uno stopper in ottima forma che giocherebbe alle spalle di Inglese e D'Andrea. A Taranto il Catania si troverà di fronte a una squadra aggravata dalla penalizzazione di 10 punti che pesa, con l'ultimo posto in classifica ormai consolidato, ma soprattutto una formazione che arriva da 3 sconfitte consecutive. Guai però a sottovalutare la voglia di riscatto. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.